È morto Vincenzo Agostino, di anni 87, che per tanto tempo si è battuto per ottenere giustizia per la morte del figlio Nino, l'agente di polizia assassinato dalla mafia insieme alla moglie incinta Ida Castelluccio l'8 agosto del 1989. Era conosciuto per il suo impegno per la lunga barba bianca. L'avrebbe tagliata solo dopo che fosse stata fatta verità sui mandati del duplice omicidio e sul depistaggio delle indagini. Sua moglie, Augusta Schiera, era morta nel 2019, ma Vincenzo Agostino ha continuato senza sosta la sua battaglia fino all'ultimo. Sulla morte di D'Agostino registriamo una dichiarazione del segretario generale del Movimento dei Poliziotti Democratici di Agrigento, che afferma come fu un triplice omicidio che fece tanto scalpore ma che rischiava di arenarsi a causa di numerosi depistaggi, se non fosse stato per la caparbietà e l'amore verso il figlio di Vincenzo Agostino, che ha lottato con tutta la sua forza affinché quell'orrendo crimine potesse avere giustizia con l'arresto degli esecutori e dei mandanti. Giurò davanti al mondo intero di non togliersi più la sua candida barba bianca fino a quando giustizia non fosse stata fatta. A tutt'oggi, afferma il segretario Alletto, Vincenzo non avrebbe potuto radere la barba poiché l'opera di giustizia da lui con il cuore in mano invocata non si è ancora conclusa, considerato che il procedimento penale a carico dell'ultimo boss di mafia non si è ancora concluso. Che la terra ti sia lieve, Vincenzo, e gli uomini onesti di questo paese continueranno ad operare affinché chi si è macchiato di questo orrendo crimine ne paghi le giuste conseguenze. Sentiamo ora lo stesso Agostino in occasione di una manifestazione organizzata dall'Anzi di Agrigento nella rappresentazione teatrale Anime che si amano, svoltasi al Teatro Pirandello di Agrigento. Per dire qualcosa ai giovani. I giovani devono sapere che qui stasera hanno un padre che 30 anni fa ha visto ucciso il figlio proprio sotto i propri occhi. Credo che sarò l'unico padre vivente, quindi vi lascio immaginare come mi posso sentire io, perché 8 mesi fa mi ha lasciato la mia compagna di una vita assieme, che abbiamo lottato assieme, io e mia moglie, Augusta Schiera, che oggi non c'è più, ma è sempre qui con me presente. Ragazzi, io vi dico una cosa soltanto. Qui hanno parlato persone che sanno parlare meglio di me, però io vi racconto una cosa. Mio figlio, la scuola che non ho potuto avere io l'ha avuto lui, i miei figli, 4 figli, 2 maschi e 2 femmine. Hanno studiato, dovevano compiere il militare. Quando dovevano fare il militare, uno di questi, Antonino, ha scelto di fare il militare ausiliario. Facendo il militare ausiliario ha potuto fare semplicemente per un motivo. Non so quanto di voi conosce la pedina penale, il casellario giudiziario, chiamiamolo così. E questo casellario giudiziario per voi giovani è importante, ragazzi, perché quando siete grandi non si può fare neanche una domanda, non potete diventare neanche professori, quelli che siete, perché non potete entrare nella pubblica amministrazione. Quindi questo casellario giudiziario voi lo dovete tenere sempre integro, perché se ci è macchiato questo poi non potete entrare in queste cose. Mio figlio Nino l'ha potuto fare. È entrato nella Polizia di Stato, ha fatto un giuramento. Questo giuramento per me è stato importantissimo, perché quando voi vedete fuori una divisa che è indossata o di un signore o di una signora, quella divisa e quel cappello sono i nostri tutori,
sono che ci guardano a noi ragazzi, ricordatevelo, ricordatevi questo. Però scusate, c'è troppo luce e non ci vedo bene, perché quelle non sono sbirre come chiamate, quelle sono uomini, donne che sacrificano la vita giorno dopo giorno, e quando vedete queste divise non le potete chiamare mai sbirre. Grazie. Ricordatevelo. Grazie.